All'evento di ieri per l'acqua pubblica in piazza Municipio non si è visto il sindaco della città, onorevole Lillo Firetto, che ha mandato però in suoi veci l'assessore Amel, che ha spiegato la scelta del comune, sollecitato più volte dai manifestanti e che con coraggio ha risposto a tutte le loro domande poste, ribadendo che il comune di Agrigento è per la scelta della società consortile. Il comune di Agrigento è per l'acqua pubblica, senza se e senza ma. Ma per la SPA o per la consortile? Le forme di gestione possono essere, purché siano forme di gestione che garantiscono l'assenza di profitti, interessi, gestione economica, intervento dei privati nella gestione dell'acqua. Purché non ci sia questo, poi vediamo. Se il problema, come sembra, vede la prevalenza della gestione attraverso una consortile, in sede di ATI noi ci confronteremo e non abbiamo problemi a partecipare e a spingere per una gestione attraverso un'azienda consortile. Qui la piazza chiede la consortile perché dice che la SPA è illegale e potrebbero esserci interessi dei privati in qualche modo. Se la scelta della consortile può rasserenare la piazza, noi diciamo che facciamo la scelta della consortile, però le cose, quando si affrontano questi problemi, bisogna affrontarli con professionalità e conoscenza degli argomenti. Cioè, anche la SPA, se si gestisce in termini di società a sola partecipazione pubblica, crea lo sbarramento nei confronti dell'ingresso del privato. Però se c'è il dubbio, se c'è la perplessità, se c'è la preoccupazione che questo possa creare una devianza rispetto a quella che è la gestione pubblica dell'acqua, siccome noi siamo assolutamente per questa scelta, e allora se andiamo verso la consortile ci andiamo senza nessuna... Non avete deciso ancora, cioè restate in bilico su ciò che decide l'Assemblea? Non è su... Allora, io ho parlato poco fa con la Presidente dell'ATI idrico, mi ha detto che ancora l'ATI idrico non ha una linea, diciamo, una scelta affrontata. Domani sicuramente ci sarà un dibattito all'interno dell'Assemblea. All'interno di questo dibattito noi porteremo avanti la linea della consortile. Il dottore Licari dice che la SPA pubblica è illegale, è legittima. In base all'articolo 42 della Costituzione. Allora, l'SPA pubblica io non lo so se sia illegale o illegittima, ma per noi è una scelta, diciamo, superata. La scelta nostra è quella della società consortile.